Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Finalmente possiamo dirlo perché ci siamo a meno di 24 ore, possiamo parlare nuovamente di calcio giocato perché domani il Napoli affronterà il Venezia, oggi c'è la Roma, oggi pomeriggio c'è il Milan, c'è il derby, poi stasera se non sbaglio c'è Fiorentina-Lazio, ma non vorrei dire una stronzata. Comunque ragazzi, parliamo proprio di Venezia-Napoli, conferenza stampa di Luciano Spalletti, e come mi sono mancate le conferenze stampe di Spallettone, ragazzi. Finalmente si può tornare a parlare di calcio e di Napoli nel vero senso della parola, diciamoci la verità. Sì, sono state 2 settimane per la causa soste nazionali, c'è stata la Coppa d'Africa, Koulibaly in finale, giocherà domani se non erro, quindi ora c'è il succo, è tutto qui, parliamo della conferenza stampa di Luciano Spalletti, ma per prima cosa ti ricordo di iscriverti al canale di Neapolis 1926, è gratis, quindi ti puoi iscrivere tranquillamente, dobbiamo arrivare ai 3000 iscritti. Sto perdendo iscritti, sì, ho perso 10 iscritti ma ne ho guadagnati 10, è un butello, in questo periodo YouTube è un casino. Detto questo, ho visto che il 90%, l'80%, ora non mi ricordo il numero preciso, che guarda i video non è iscritto al canale, quindi se tu apri il video, mi clicchi anche mi piace, cioè iscriviti al canale, che ti costa? Comunque andiamo nel dettaglio di questo video e parliamo della conferenza stampa di Luciano Spalletti per la vigilia di Venezia-Napoli. Allora, Luciano Spalletti cosa ha detto in questa conferenza stampa? Perché io poi ve la vado a racchiudere. Conferenza stampa che è durata mezz'ora, una classica mezz'ora classica di tutte le interviste, pre-match o post partita, quindi anzi nel post partita parlano addirittura meno rispetto al pre-partita. Comunque parte subito dicendo: oh ragazzi, noi andiamo a Venezia, il Napoli però non deve cadere nel tranello Venezia, quest'anno ci siamo cadute diverse volte, Empoli, Sassuolo, Verona, poi in casa con lo Spezia, quindi lui lo dice, dobbiamo andare lì e dobbiamo giocare il nostro calcio, perché se no sappiamo come va a finire e lo sappiamo anche noi tifosi, perché nel momento che il Napoli deve cacciare le palle, come tutte le volte il Napoli si fa piccolo così. Detto questo, poi ha aperto la conferenza stampa parlando dell'Inter, parlando delle tante assenze che ha avuto, e lui lo dice, ragazzi, i nerazzurri si sono guadagnati una posizione comoda in campionato e sono primi in classifica, come dargli torto. E poi dice il momento della verità, e questo momento della verità, ragazzi, è questo mese, perché questo mese di febbraio è fondamentale per il Napoli, perché affrontiamo il Barcellona in Europa League, andata e ritorno, poi affronterai l'Inter, il Milan, queste però le affronterai a Napoli, quindi è un fattore campo che ti potrebbe aiutare e di molto, perché giocare a Napoli e forse sperando si ritorni a una capienza del 75 massimo 100%, quindi occhio, perché ora se non sbaglio ci dovrebbe essere la capienza ridotta al 50% per le partite interne. De Laurentiis ha detto: io voglio avere lo stadio al 100% o al massimo al 75%, con il 50% però le curve non ci saranno, ragazzi, per dare spazio alle altre persone. Con capienza al 75 al 100% le curve ritorneranno a spingere lo stadio Diego Armando Maradona e la squadra. Scelta giusta, scelta sbagliata, decidete voi qui sotto nei commenti. Lui dice sì, dobbiamo affrontare tutte queste partite, qui possiamo dire dove potremmo arrivare in campionato, ed è giustissimo, perché se tu batti sia l'Inter, sia il Milan, la Lazio, vai avanti in Europa League, molto difficile andare avanti in Europa League, ragazzi, diciamoci la verità, perché il Barcellona ha fatto degli acquisti mirati come Aubameyang, Adama Traoré, quindi c'ha diversi giocatori che gli stanno tornando al top e li ha comprati diversi giocatori rispetto al Napoli, che ha preso solo Tuanzebe che è fuori dalla lista Europa League, ragazzi. Poi Luciano Spalletti ne parla di questa cosa, come mai Tuanzebe è fuori dalla lista. Comunque poi lui lo dice, sarebbe importante avere un numero di calciatori adeguato ad affrontare tante gare, perché noi siamo andati in apnea, poi lo spiega anche lui. Noi siamo andati in apnea perché ci mancano i giocatori, è inutile nasconderlo. Se tu mi levi 8 titolari e non hai dei ricambi adeguati, perché poi hai la rosa corta, quell'altro si infortuna, quell'altro prende il Covid, e poi hai
Un Inter che non ha mai avuto un infortunio, ha avuto pochissimi casi Covid, il Milan ha avuto infortuni sì, ma non erano giocatori fondamentali per il Milan, vabbè. Poi togligli 8 giocatori al Milan, togligli 8 giocatori all'Inter, vediamo loro cosa vogliono fare e cosa fanno. Però gli dovete togliere gli stessi giocatori che avete tolto a noi. Poi parla della sfida con il Venezia, perché lui dice non dobbiamo cadere nel tranello di pensare che sia una gara di passaggio, anzi lui lo dice, la gara con il Venezia è più difficile rispetto alla gara con l'Inter. Ragazzi, sono caduti molti nel tranello del Venezia, la Roma ne sa qualcosa, e quindi non è una partita semplice, ma più che altro dal lato mentale, perché tu torni da 2 settimane di stop, vi siete fatti i fatti vostri, quindi dovete ritornare in gruppo, dobbiamo riformare il gruppo, dobbiamo dire oh tu puoi giocare, tu te la senti di giocare, e poi parla addirittura poi di Lozano, perché poi dice Lozano lo dobbiamo valutare. Va bene, Lozano dobbiamo farlo ritornare il prima possibile in Italia per fargli fare delle accurate visite da noi, dal nostro staff medico, perché lo sappiamo, lì in Messico, io ci sono stato in Messico, non è che abbiano questa grande ospedali e queste grandi cose, ecco, a livello di medicina, Poi parla perché poi gli dicono ma un AS. Lui ha detto un AS potrebbe tornare già a disposizione settimana prossima, abbiamo già fatto tutti gli esami, abbiamo visto i dettagli del cuore, roba così che vanno bene, quindi la prossima settimana potrebbe essere già fra i convocati della prossima partita, quindi questo è già un sollievo per noi tifosi del Napoli. Poi parla della scelta di mettere fuori Tuanzebe e lui lo spiega. La spiego male, se metto dentro lui devo togliere un altro. Sono quei momenti in cui non vorresti mai fare l'allenatore, è difficile accettare l'esclusione dal torneo più importante al mondo. All'Inter dovetti lasciare fuori 4 giocatori, sembrava dover dire a qualcuno che è peggio di quegli altri, quindi lui ci soffre anche di questa cosa, di dire mi dispiace ma ti devo mettere fuori dalla lista perché i giocatori possiamo portare solo questo numero di giocatori, salvo poi ragazzi lo sapete, se si fa male qualcuno tu lo puoi cambiare in corso d'opera e puoi mettere lui che è fuori dalla lista e lo puoi mettere in lista, quello lo possiamo fare, però prima di perdere un giocatore fondamentale facendo corna, ora domani si fa male Koulibaly nella finale della Coppa d'Africa e tu sei costretto a portarti Tuanzebe. Poi parla del suo futuro, perché questa domanda gliela stanno facendo in tutti questa domanda, ma il tuo futuro? E lui risponde, vai troppo in là rispetto alla gara di domani, c'è un campionato da finire e abbiamo dei doveri da rispettare. Il futuro si gioca nell'immediato presente, nel continuo presente, e questo discorso va fatto dopo aver vinto tante partite. E cosa gli vogliamo dire a Lucianone Spalletti? Cioè vi ha dato 10, perché lui lo dice, pensiamo al Venezia, al mio futuro, ne riparliamo quando sarà il momento, e come tagli torto, perché è giusto, perché ora sembra che qualche giornalista voglia minare il fatto che Luciano Spalletti non ha ancora avuto un prolungamento, un qualcosa, ma non ha fatto ancora niente Spalletti, quindi è inutile che continuate ad attaccarlo, a dirgli sì ma il tuo futuro, ma Lorenzo Insigne, ma la squadra, con calma, perché dobbiamo avere rispetto delle persone, come lui dice io devo avere rispetto dei miei calciatori, come metto fuori Tuanzebe, mi dispiace sia per il giocatore ma soprattutto per me mettere fuori questi giocatori. E ragazzi, voi giornalisti dovete avere un po' di rispetto verso gli allenatori, ma verso anche le società di calcio che vi pagano per fare le interviste, non diciamoci stronzate, va bene? Quindi non continuiamo a dire ma tu, ma quell'altro. Quindi andiamoci piano, poi parliamo un attimo della formazione, della probabile formazione, un attimo la cerco perché devo fare un po' mente locale. Eccoci qua ragazzi, ho cercato la formazione su internet perché non me la io mi sono fatto 20.000 fogli e non mi sono scritto la probabile formazione. Comunque il Napoli dovrebbe affrontare il Venezia con il 4-2-3-1 oramai consolidato, con Meret fra i pali. Ospina è tornato dalla tournée con il Colombia, però come fai a farlo giocare già dopo che è arrivato, se non sbaglio è arrivato ieri o l'altro ieri, quindi c'ha 2 giorni
il viaggio che ha fatto, quindi andiamoci cauti. Quindi io metterei Meret in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Fabian Ruiz e Lobotka. Questa è la mediana migliore che il Napoli può offrire fino ad ora, e Lobotka sta facendo un campionato stratosferico. Io fossi in Anghissà sarei preoccupato dal mio ritorno dalla Coppa d'Africa. Poi dovrebbero giocare Politano, Zelinski, Insigne e, signori, udite udite, il mascherato Victor Osimhen a guidare l'attacco del Napoli. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 perché lo potete fare, è gratis, lo sapete. Questa era in sintesi, perché poi in 10 minuti, anzi in 8 minuti ve l'ho racchiusa la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Sempre e comunque forza Napoli, guarda che sfilza, Armani, che la K, cioè posso aprirmi uno store con tutte le magliette e ce n'ho ancora lì, di là, c'erano degli altri, tengono un sacco di magliette, mia moglie mi caccerà di casa. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ciao aiù!